Chinnici, mancano circa 3 minuti alla fine della prima frazione di gioco. A centrale da Capitan Lafiura, 1-2, Chinnici, se calcia, c'è largo, Nicchia prende con Nicchia addosso d'Orlando, poi passaggio verso Chinnici, se va sul suo mancino, lo fa infatti, poi si ferma sterzata. Catania danza sul pallone il numero 20. Gabriele. Chinnici, Lafiura e con le mani, questo è un giallo piuttosto ingenuo da parte del numero 22, ovvero Ficini. Andrà Chinnici sul punto di battuta. Anzi no, va Catania. Battuta corta, Chinnici, vediamo se punta l'uomo. Poi cerca l'imbeccata verso la Fiore, una buona palla, la russa allontana. Sì, sarà quindi rimessa laterale con Nicchia che non aggancia bene. Riparte il Jason, c'è Ficini che aggancia il pallone, poi prova con un aggancio un po' da taekwondo a arpionare il pallone, ma non riesce. Chinnici pone il dribbling su Fumuso, ancora Lorenzo Chinnici, viene fermato. Minuto 29 di gioco. Risultato di 3-2 per chi si fosse sintetizzato in questo istante. Doppio vantaggio rosanero, poi 3 gol del Jason. Catania, buono il dribbling, riesce a passare, Catania salta tutti, ma si caccia, Catania secondo palo. Non trova però il modo di servire Nicchia, che si stava facendo trovare lì davanti. Nel frattempo ritmi veramente molto molto alti oggi in campo, con le sostituzioni per il Jason che hanno fatto veramente la differenza, perché quando è cambiato il quintetto iniziale la squadra ha iniziato a girare veramente molto molto bene, recuperando ben 3 gol, e non è stato un caso. Era però aperta a tutti i risultati ancora. Catania, Lafiura, Chinnici va sul mancino, scivolata di Fumuso. Chinnici, c'è il taglio di Lafiura che solo serve Nicchia in mezzo per Lafiura, il capitano abbraccia la dirigenza, presenta palla Grimodo, grande palla di Nicchia, e poi chi se non il leone di questa squadra, Vito Lafiura. 3-3. Ed è terminato anche il primo tempo con il risultato di 3-3 all'ultimissima occasione per Capitan Lafiura di fare tornare in gara il rosanero. L'ha fatto chi se non lui, se non l'uomo più atteso di questo match. Ma adesso Mister Gentile ha preso la sua lavagnetta e adesso probabilmente dirà tante cose ai suoi ragazzi. Nel frattempo noi vi ringraziamo come sempre per averci tenuto compagnia, vi ricordiamo di rimanere qui sui canali di Sportisti, perché solo qui in esclusiva il secondo tempo della sfida. A dopo! Soddisfatti naturalmente della prestazione e della vittoria. Naturalmente non è stato facile perché sapevamo in partenza di incontrare una buona squadra, una squadra ben allenata da un ragazzo molto giovane, e diciamo che per noi è stato abbastanza facile, tra virgolette, perché siamo riusciti a trovare subito il gol del vantaggio. Poi alla fine del primo tempo abbiamo avuto un po' di sbandamento e abbiamo rischiato addirittura naturalmente di pareggiare, e poi lì diciamo, con il gol del 2-0 siamo stati bravi poi, diciamo, a trovare gli spazi giusti e a fare il secondo, il terzo e il quarto gol. E naturalmente siamo contenti, siamo sulla buona strada, chi ben comincia è a metà dell'opera, e quindi diciamo che abbiamo un
ci si prospetta un buon inizio di campionato. Mario naturalmente non ha bisogno di presentazioni, io lo conosco da tanti anni e quell'anno a Dattilo naturalmente ha fatto un grosso campionato, ma lui è un giocatore importante, è un giocatore che quasi sempre va sempre in doppia cifra. Io personalmente l'ho voluto fortemente perché so il valore del giocatore e poi soprattutto perché Mario prima è un uomo e poi un calciatore. Sono sicuro che quest'anno qui all'Accademia si potrà togliere grosse soddisfazioni. E dentro gli spogliatoi, devo essere sincero, tra il primo e il secondo tempo li ho un pochettino bacchettati perché abbiamo fatto per 35 minuti fatti proprio bene e poi sul finale, ti ripeto, abbiamo un pochettino abbassato la guardia, loro hanno colpito una traversa e quindi lì la partita si poteva veramente prendere una piega diversa e quindi la prima cosa che ho detto dentro gli spogliatoi è di ritornare a essere concentrati, di ritornare a essere bravi nei calci piazzati, di essere molto attenti, di accorciare le linee, di essere molto compatti e devo essere sincero, la squadra l'ha fatto veramente bene e quindi siamo veramente contenti e soddisfatti per la prestazione e soprattutto per il risultato. E quest'anno è tutto diverso, l'anno scorso sono entrato a febbraio dove naturalmente non potevo chiedere nessuna cosa alla società perché il mercato è chiuso e la squadra era questa, diciamo che siamo stati bravi con i miei giocatori a trovare il giusto piglio per cercare naturalmente di raggiungere la salvezza e l'abbiamo raggiunta meritatamente anche se è all'ultima giornata. Quest'anno la società ha puntato fortemente su di me, io ne sono contento, sono orgoglioso di essere l'allenatore di questa squadra, di questa società e naturalmente sono riuscito a fare insieme al direttore Tosto a comporre la squadra conoscendo diversi giocatori e naturalmente diventa anche un pochettino più facile perché poi hai il tempo per preparare bene tutto il precampionato, c'è il ritiro, c'è la coppa e quindi diciamo che abbiamo fatto insieme al direttore, insieme a tutta la società un buon lavoro, i risultati si stanno iniziando a vedere perché siamo stati bravi a passare il primo turno di coppa. Oggi, ripeto, abbiamo vinto una partita meritatamente, però contro una buonissima squadra e quindi, ripeto, ci auguriamo che il proseguo sia abbastanza positivo. Diciamo che era giusto ieri per cominciare un campionato di eccellenza, per fare 2 gol, però importante i 3 punti che abbiamo fatto, sia il primo turno del campionato e il passaggio del turno in Coppa Italia. È stato un gran lavoro del ragazzo Giorgio che mi ha fatto un bel passaggio fittante e poi alla fine il resto ci ho pensato io. È un gruppo meraviglioso, bravi ragazzi che siamo sempre a disposizione al mister. Il mister lo conosco molto bene, infatti quando mi ha chiamato in estate non glielo potevo rifiutare e subito l'ho accettato. Queste sono delle partite che se tu lo sblocchi subito poi tutto il resto ti viene facile. Il campionato ancora è lungo, quindi noi abbiamo iniziato col piede giusto e ora c'è tanto da migliorare e dobbiamo solo abbassare la testa e lavoriamo come sempre. È stato un affaticamento che non volevo rischiare, ho sentito un po' in teoria, poi sono uscito, però niente di grave.
Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo di questa bellissima sfida tra Palermo Futsal Club, anzi Jason e Palermo Futsal Club, risultato di 3-3 come scritto nel nostro meraviglioso scoreboard. Mister Gentile conferma il quintetto con la Fiura, Catania. C'è una novità, anzi no, due novità, Faia e Lopez al posto di Cali e Chinnici, e poi Nicchia invece come laterale, per lui un assist per la Fiura, che a Catania vuole rientrare subito. Milazzo rientrato in campo anche lui nel corso del secondo tempo, cerca di scambiare come non riesce. Figlia, calcia! Quel palo! Sembrava battuto Faia. Subito a primo squill da parte del Jason, che per poco non trova il modo di sbloccare questo secondo tempo dopo appena 30 secondi. Nicchia per la Fiura, lotta la meglio la Fiura col fisico davanti, poi spunta Lopez, il scivolo Orlando molto bravo a chiudere tutto con la sua esperienza. E palla a campanile, Orlando sbraccia Figlia con Lopez, Faia molto bravo a bloccare. Nicchia, vediamo se ha lo spazio per partire, lui che è un giocatore molto tecnico, molto rapido, per lui tanti gol negli ultimi 2 anni di Serie D con l'Oratorio San Giovanni Battista, 34 gol in 2 anni, in 2 campionati, insomma un bottino niente male per un ragazzo classe 2005, dalle bellissime speranze. È stato uno degli acquisti infatti per la primavera, chiamiamola così, chiaramente non si tratta di primavera, dei rosanero. Catania, sempre molto molto elegante il 20. Catania dopo il tocco di La Fiura, vediamo se punta, doppio passo, adesso Lopez cambia verso La Fiura, palla sul mancino, Milazzo esce ottimale a respingere, e dunque il quintetto adesso è quello formato da Battaglia ed Eterno come laterali, Milazzo centrale, lì davanti Figlia, con Orlando invece in porta, chiaramente panchina per la mia, che è uno dei migliori. Sbaglia Catania, poi sbaglia anche in realtà Milazzo. Catania per Lopez, si va a anticipare, riporta il Jason in contropiede con Figlia, il passaggio, la Fiora la tocca, poi Faia mette una pezza, è stato un passaggio ma chiaramente involontario, si è girato di fatti La Fiura ma non aveva visto il pallone, poi Nicchia va giù, non c'è nulla. Battaglia, sembrava quasi potesse esserci in realtà un tocco, poi La Fiura, gamba tesa. Ed calcio di punizione per il Jason, minuto 33 di gioco, sono passati 3 dall'inizio di questo secondo tempo. Partita veramente molto molto bella in questo campionato di Serie C2 che parte oggi per le 2 formazioni, ma già il campionato, ricordiamo, è iniziato ieri con tutte le partite tranne quest'oggi, Jason contro Palermo Futsal Club, e la gara tra Pioppo e Oratorio Cosmo e Damiano. Intanto Figlia mette a dura prova Faia che risponde benissimo, La Fiura. Nicchia punta la difesa, è molto rapido, Nicchia vuole il si presenta così, Riccardo Orlando, l'abbraccio con tutti ed è 3-4. L'avevamo detto, uno dei giovani più interessanti di questa formazione, ha fatto tutto da solo, la personalità del numero 17 che si presenta così con la nuova maglia, così nel nuovo campionato di Serie C2 e lo fa in maniera spettacolare, un gol, un assist, e credo che Mister Gentile di più non potesse chiedergli. Eterno chiama Semilazzo, poi l'aggancio sbagliato, la pressione della Fiora con Eterno che rischia tanto, ma fa un buon lavoro, faccia in la Figlia, Lopez non lo vuole fare passare, commette fallo corretto effettivamente, l'aveva tenuto Lopez, poi palla in movimento e probabilmente anche qualche metro distante, però in realtà va bene così.
Poco con l'esterno, Catania in anticipo, grande gara del numero 20, la Fiera non si inserisce, vuole il possesso, accorcia Lopez, vediamo se mister Argentina adopererà qualche altro cambio, al momento sembra quasi di no. Lopez fa una buona scelta qui perché va in velocità contro Figlia, lo punta, si ferma, buon lavoro di Lopez, torna dietro dalla Fiora e lui centrale adesso, poi Lopez, palla direttamente tra gli spalti, quasi vicino alla nostra telecamera, bisogno di centimetri, e va Nicchia a battere con Catania che accorcia, ma lui vuole capitare la Fiora che la aggancia di testa. È una buona palla, però un po' difficile anche da domesticare in realtà, e quindi Orlando. Eterno per Milazzo di prima, Figlia 1-2, giocano benissimo, calcio e Faia sul primo palo, chiude la porta, buon ingresso anche per Faia che lì ha fatto delle parate decisive, però qualcosina forse nel posizionamento. Eterno, calcio da fuori, la Fiora intercetta. 1-2, si gira la pesta, non riesce a tenere Figlia e poi ottimo Faia che riparte con Catania, c'è Nicchia, sbaglia il passaggio, poi deviazione e rimessa laterale. Adesso tutta la calma di Nicchia che lascia lì alla Fiora che col mancino va in mezzo, la tocca Eterno, poi Catania si accontenta del calcio d'angolo, può essere un'occasione importante, forse no, forse è rimessa laterale, vediamo, e infatti è rimessa. Nicchia, ancora Catania, doppio passo, vuole danzare, poi la tiene lì per Lopez, 1-2, Lopez poi va avanti, cerca a terra anche il passaggio, però non gli riesce. Dunque rimessa con il Jason che riparte rapidamente con Battaglia. Eterno, Milazzo si inserisce Battaglia vicino a Figlia, però ovviamente si andrà da Eterno, infatti questa è la scelta, la Fiora, palla poi verso l'inserimento di Milazzo, ma c'è stato un errore nel posizionamento e intanto dentro Franco al posto di Catania, aggancia subito, non benissimo, poi rimessa guadagnata. Nicchia andrà lui a battere, ancora a lungo per la Fiora, aggancio perfetto con il petto, si strattona un po', poi cerca il tiro sul primo palo, Orlando è molto attento, e poi palla subito per Milazzo, Lopez tutta la carica del 3 che fa un grandissimo lavoro adesso. Sarà quindi calcio d'angolo, poi al volo ci ha provato Eterno ma non la prende bene, Nazareno Franco, contropiede per Lopez e non come il gol, ancora una volta questione di centimetri con la punta, ci ha provato, ma che palla di Franco. Partito bene l'ex calciatore del Pioppo, ma anche dell'Aveco, del Fini, Istituto De Santis, insomma una carriera con diversi club. Nicchia esce benissimo, che personalità, la Fiora guarda la porta per qualche istante, poi decide di tenerla lì e vedere l'inserimento in questo caso di Franco che guadagna il calcio d'angolo. E quindi corner con Franco che chiama lo schema, nel frattempo si sta riscaldando Chinnici per rientrare, il cervello di questa formazione. Nicchia ci ha provato ancora, ma vuole la doppietta Alessandro Nicchia, lo sta facendo vedere a gran voce. Franco ancora per Nicchia, va in anticipo, scambia Franco, Nicchia ancora, calcio! Aveva tutto lo specchio, non ha trovato la porta. Eterno suola, poi chiama Milazzo, alza il pallone, poi la giocata quasi bocci tra il taekwondo da parte di Battaglia. Battaglia invece decide di allontanare più che potesse questo pallone. Riecco in campo Chinnici al posto di Nicchia, dunque
Lopez centrale con Chinnici laterale, poi Figlia riesce a passare il pallone con il destro di Milazzo e Faglia respinge benissimo. La Fiora avanza, la Fiora col mancino, Orlando mette la mano, calcio d'angolo. Oggi forse manca un po' l'apporto di Gabriele Gennaro, lui che è stato insieme alla Fiora il miglior marcatore dello scorso anno. Franco per Chinnici, Faglia, palla precisa per Franco, buono qui l'aggancio, vuole puntare, sbaglia però, poi la Fiora mette una pezza, che partita, la Fiora ancora, palla deviata, calcio d'angolo, può venire il cambio, dentro Gennaro, l'abbiamo chiamato, chissà che magari non ne porti bene al numero 22, che viene incitato dal pubblico, sanno che è un giocatore molto importante, palla subito per Gennaro, forse deviazione, e infatti calcio d'angolo. Ancora Franco per Chinnici, la magia di Lorenzo Chinnici in mezzo per Lopez, palla che non arriva tra i piedi del numero 3, ma questione veramente, se poco fa dicevamo di centimetri, questa volta credo millimetri. Franco, Chinnici, c'è fuori Lopez, vuole il dribbling, poi Franco ancora, l'arpiona, io se la scarica, poi lascia lì su Chinnici, bravissimo invece Riparia con il contrasto, minuto 41 per chi si fosse sintonizzato adesso. Riparia è scivolata, brutto fallo anche in ritardo nettamente, forse anche il giallo potrebbe starci. Ancora in panchina invece Pisani, lui che ritorna in rosanero dopo lo scorso anno passato soltanto all'Aveco, poi quest'anno inizio di campionato con l'Isola in C1. Il richiamo però della casa è stato troppo anche per Antonio The Dream Pisani, come viene soprannominato. Un ingresso positivo, però forse non brillante come invece suo solito. Franco cerca la porta, tiro respinto, calcio d'angolo, anzi no, rimessa dovrebbe essere, vediamo. È rimessa infatti con Chinnici che si avvicina. Poi Franco cicca la conclusione, riparte Milazzo, scivola, arpiona Franco, va avanti per scivolata sul pallone di Lamia, bravissimo qui il 17 ad intervenire sul pallone, grande intervento, l'abbiamo detto, è stato forse il migliore del Jason per quanto riguarda sia l'intensità, poi rischia tanto il Riparia perché si è trattenuto con Lopez, poi contropiede Lamia, cerca il passaggio, non passa, Lamia allarga per Riparia, cerca un cross, non riesce, rimessa dal fondo. Chinnici chiama i movimenti a tutti i compagni, c'è Lopez vicino ad esempio, però Chinnici vuole tenerla a lui, adesso scarica, c'è la pressione di Lamia, poi cambia gioco, Gennaro la controlla, poi il dribbling di Gennaro che riesce, va giù, brutto fallo, calcio di punizione, non è d'accordo Milazzo che dice di essere intervenuto sul pallone, fuori Lopez, dentro Pisani, adesso ritorna un po' l'assetto offensivo con Pisani, Gennaro, Franco e Chinnici, un guitetto niente male, però grande partita di Lopez. Riparia, larga per Lamia, buona qui il dribbling, il migliore al momento dei suoi Milazzo per Lamia, scivolata di Natalino Franco e poi riparte Faia anche dalla porta, Faia con l'esterno, è una buona palla, non ci ha creduto questa volta. La Russa, anche per lui un grande ingresso nel primo tempo, Riparia per Milazzo con l'esterno che dice Milazzo, la giusta alla Mia, e poi Faia forse ci mette una mano, e infatti ci mette una mano perché è rimessa per il Jason, sta crescendo l'intensità, la Russa, la Mia per Milazzo, palla fuori, non incontra la porta. Faia a lungo, Riparia di testa per la Russa che mette giù col tacco, regala a Gennaro, la possibilità a Gennaro, salta nuovo palla a Riparia, poi Pisani col sinistro, Orlando respinge.
non riesce a trovare il gol Gennaro, ma nemmeno Pisani. Poi Milazzo, punta Chinnici, lo salta Franco, terribilmente difensivo, Franco per Gennaro! Finalmente Gennaro a 3-5, ma che cioccolattino ha dato Franco, che cioccolattino. Una palla strepitosa di Franco, forse anche meglio quasi di quella data invece a Catania nel primo tempo, quell'abbraccio con D'Alessandria, il tuttofare del Palermo Futsal Club, un grande ingresso in società. Gennaro è stato freddissimo sotto porta, Chinnici scivolata, palla in rimessa laterale, Riparia, Suola per la Russa che poteva forse anche calciare, aveva lo spazio. Milazzo 1-2, Nazareno, Franco si incestica e poi viene chiamato il fallo, qualche dubbio forse, bisogna riguardare in realtà. E calcio di punizione per il Jason nella Russa sul pallone, ma anche Milazzo. Mister Gentile dice ai suoi giocatori di guardare attentamente le marcature. Fa lo stesso Milazzo, il capitano. Faia sistemato Gennaro, poi calcio verso la porta per respinge a mano aperta il 33. Poi ancora una volta Faia come un gatto. Poi l'esultanza quasi come un gol, quella di Francesco Faia arrivato dal Merlo. Per lui le sfide contro il Tremme Calcio a 5 in Coppa Italia terminate con eliminazione. Palla che passa la mia ancora per Milazzo, l'attacco di Pisani elegantissimo, Franco può ripartire. Poi in avanti Franco, non lo sferma mai nessuno, ma che gioca di punizione, ma che partita di Franco. Poi Chinnici con Riparia, è stato uno scontro con Gennaro, Chinnici dice che non c'è stato nulla. Anche Lopez in campo a mettere un po' la buona, calcio di punizione. Si chiariscono la mia Gennaro, sarà quindi calcio di punizione dentro di nuovo Catania al posto di Franco, che effettivamente sembrava stanco, però ha fatto una partita impressionante, forse il migliore in campo, ma non me ne vogliono gli altri chiaramente. Va Pisani, uno schema con Catania, la mette giù, la controlla, ancora Catania, va fuori per Chinnici, cerca posizione sia Pisani ma anche Gennaro, un duo molto interessante, però ancora non è riuscito a confezionare qualcosa in zona gol. Controllo di la mia Catania, mette la pezza più lontano che può. La Russa, passo doble, poi esterno, cercare Milazzo che può caricare la conclusione, prende però sul piede Chinnici, palla in calcio d'angolo, continua ad attaccare il Jason che sta giocando una buona gara, sicuramente nel primo tempo ha approcciato anche meglio con i 3 gol recuperati con grande merito sui rosanero. Poi il nuovo blackout nel secondo tempo, complice il grande lavoro rosanero. Gennaro alla finta, Gennaro col tocco sotto, non riesce perché Orlando con il petto gli nega la possibilità della doppietta e calcio d'angolo. Vediamo se ci sarà qualche altro cambio, siamo al minuto 49, mancano 11 minuti, c'è ancora tanto tempo per giocare. Catania spreca un po' la rimessa, anzi il calcio d'angolo. Poi la Russa insegue Chinnici, palla dietro per Faia, si concede anche un dribbling molto rischioso, poi sbaglia infatti il tocco, riesce comunque ad arrivare Gennaro. Catania con l'esterno, Pisani, punta, calcia Pisani! E poi la respinta di Orlando. Sarà calcio d'angolo, vuole sbloccarsi Antonio Pisani.
poi palla dentro per Catania. Ricordiamo Pisani lo scorso anno, stagione incredibile all'Aveco, quarto capocannoniere del campionato. Meglio di lui soltanto Scariolo, Totta e Sorrentino, giocatori di un certo spessore. Palla a rimorchio per la russa con Faia che battezza fuori, con qualche preoccupazione forse del pubblico rosanero, però era molto tranquillo in realtà Alex Merlo. Anche lui lo scorso anno all'Aveco insieme a Pisani e per mezzo anno anche insieme a Franco. 1-2, Riparia gioca molto rischiando questo tipo di giocate. Tempo c'è un giallo per Figlia. Dovrebbe essere probabilmente non per qualcosa che ha detto, bensì per non rimanere seduti, che sappiamo invece essere obbligatorio secondo il regolamento del calcio 5. Bisogna che le panchine stiano sedute, però sicuramente Jason non lo sta facendo. Ok, riscaldarsi, però senza esagerare. Pisani, palla alta per Gennaro che la controlla, c'è Pisani, lo serve Gennaro, non riesce però il tocco ad arrivare, poi vuole puntare Eterno col mancino, quindi ci riesce a intercettare, poi Catania con Pisani in mezzo a due, Pisani passa, la tocca per Catania, apparecchia poi per la conclusione, parte Hernandez, riparte con la russa che salta Chinnici, è molto largo, calcia, prende Gennaro, poi Chinnici intercetta e riparte a 1000, è un 2 contro 2 adesso, Pisani al centro, Gennaro, Catania per Pisani, palla che non passa, questione veramente di pochissimo, ancora Catania, poi che Chinnici, poi Gennaro, la palla non entra, ma veramente incredibile, c'è una appena visto, Riparia con destro, Faia, non c'è veramente un momento neppure per prendere fiato, poi Riparia che mette un brutto fallo, tenendo anche Chinnici, rischiando anche di fargli tanto male, perché agganciando con la mano il piede poteva Chinnici sbattere la faccia e sicuramente non sarebbe stato un bel gesto. Rischiato veramente tanto. Era già Eterno, punta Gennaro, adesso è piaciuto tanto Gennaro che aveva ancorato il pallone, Riparia chiede calma adesso, una buona gara però quella di Riparia che dal punto di vista difensivo è molto bravo nell'anticipo, poi Eterno con Faia si trova il pallone, Catania. Poi sbaglia il tocco su Pisani, Dixit mette il pallone sulla linea, minuto 53, non manca molto, Riparia con la punta, intercetta l'ennesima volta Chinnici, che partita anche di Lorenzo Chinnici, però per chi chiaramente ha seguito lo scorso anno tutta la stagione di rosanero non è di certo una novità. Nel frattempo Riparia era già monito, quindi ha rischiato un'espulsione, qui mi sento quasi di dire errore dell'arbitro. Cerchiamo quasi sempre di non sbilanciarci quasi mai nelle nostre telecronache, però questa volta credo che mi posso anche sbilanciare un po'. Nel frattempo dribbling su Pisani, si chiedeva un intervento irregolare con il giallo anche per Dixit. Ovviamente per uno scontro con Pisani. Riparia. Occhio Pisa! Occhio Pisa! Poi scivola malamente Dixit e ci auguriamo che non si sia fatto nulla, però il voto è stato veramente incredibile. Poi la russa è andato giù anche lui, con la russa che dice un cenno di silenzio a Catania. Poi anche Chinnici a dire qualcosa, non un bel gesto, però non sappiamo chiaramente cosa c'è stato. Catania dice qualcosa anche infatti al 77. Franco
si appoggia su Gennaro, buon lavoro da pivot, ma se calcia Gennaro, lo fa adesso, Orlando blocca senza troppi problemi, poi la Russa, lo scontro con Gennaro, time out chiamato, piccolo momento di pausa, mancano 5 minuti, è una gara veramente bellissima, aperta a tutti i risultati, come potete benissimo vedere il nostro scoreboard, 3-5 risultato, manca soltanto 5 giri di orologio, poi chiaramente qualcosina da recuperare, ci ipotizziamo sicuramente un minuto per il time out, poi qualcosina tra i gol e qualche interruzione dei calci di punizione, ma forse 2 minuti, poi vedremo in realtà. Vediamo se Mister Gentile farà anche dei cambi con la Fiora che potrebbe fare il suo ingresso, vediamo, potrebbe servire tanto il lavoro del capitano rosanero, vediamo se anche ci sarà spazio per Nicchia che sembrava tanto in forma quest'oggi. Si rientra in campo con Lopez, Franco e Vito La Fiora, dunque 3 cambi fuori Pisani, Gennaro e ne manca uno. Poi Faia mette una pezza gigantesca e Catania è uscito, sì, è uscito Catania, ecco ci mancava il terzo. La Russa c'è Eterno vicino a lui, viene servito, lo fronteggia La Fiora, si difende adesso Mister Chinnici con il doppio play, Chinnici Lopez, una muraglia, un secondo tempo perfetto per Mister Gentile che l'ha impostata veramente tanto bene, poco minutaggio in realtà però per Di Chiara e Vivarelli. La Fiora sbaglia il controllo, Riparia, c'è vicino a lui la Russa di prima, palla ottima per Eterno che mette ancora in mezzo, trova però l'opposizione di Lopez, calcio d'angolo, la Russa riceve, può calciare, vediamo, poi palla ancora sul secondo palo, Faia si salva, non era messo benissimo questa volta. Faia va lunghissimo per la Fiora, la controlla, però non riesce a metterla giù come avrebbe voluto Vito La Fiora, ma grande palla però di Faia qui. Eterno, la Russa, buon aggancio qui con la suola, nuovamente Eterno, c'è Franco sulla pressione, poi Dixit 1-2, palla che non passa, che invece può andare, scivolata bruttissima da parte di Dixit, rosso diretto, meritatissimo. Entrata bruttissima di Dixit, saltando a gamba tesa sulla caviglia, bruttissimo qui. Lorenzo! È un Chinnici che ha veramente rischiato di farsi tanto male. Qui dubbi non ce ne sono, veramente bruttissima l'entrata. Anche qui solitamente non ci sbilanciamo più di troppo, però credo che sia abbastanza palese. Ogni tanto noi diamo qualche dubbio, però questa volta credo che i dubbi non ci siano. Rosso meritatissimo, adesso è in 4 la squadra dello sport delle Jason, chiaramente stavo per dire quasi Sporting Campo, no? Giocano nello stesso campo chiaramente, ma non è lo Sporting. Chinnici, la Fiora vuole gestire adesso, può puntare la porta la Fiora ma non lo vuole fare, non rischia. Chinnici, la Fiora, dicevamo Sporting Alcamo, è appena passato Francesco Parrino, un giocatore di quella formazione, quasi un po' abbiamo chiamato. La Fiora, questa volta non c'è nulla, vuole un fallo che però non esiste. La Fiora, la Russa con Franco, che gioco ancora in ripiegamento, è stato impressionante, ma anche in fase di assist. La Fiora con Chinnici duettano. La Fiora, si calcia, la Fiora! E poi Orlando sul primo palo.
bravissimo a rimanere in piedi fino all'ultimo e non scegliere di distendersi sul secondo palo. Chinnici apparecchia ancora per la Fiura che cerca la punta e c'è Franco che chiede il pallone. Minuto 60 di gioco, si sgola mister Gentile in testa, poi riparte Chinnici, lavoro bene per la Fiura, nel frattempo anche il quinto uomo per il Jason. Lopez messo un po' in difficoltà, la Fiura contro il Riparia. Lopez centrale, rischia tanto, poi Franco, ancora una volta un lavoro impressionante di Franco che prova a lanciarsi ma non ci riesce. Poi il gioco tentato anche da uno dei nuovi entrati, poi Riparia riparte da dietro con l'ingresso adesso come quinto difficile. La Russa cerca il tocco verso Eterno, non passa, la Russa vuole puntare, cerca anche il destro, poi il tocco sufficile, esce anche Lopez, anche la Fiura, ma non trova il compagno. Poi il fischio da parte di diretto di gara, fuori Franco, dentro Catania. Un po' stanco Franco, ma ha fatto veramente chilometri, bisognerebbe avere anche una mappa dei suoi movimenti perché ne ha fatti tanti. La Fiora nasconde il pallone, non c'è fallo però effettivamente sembrava regolare il tocco di La Russa. Siamo già ben oltre ai minuti regolamentari e il Palermo adesso gioca un po' con il cronometro, 2 gol sopra, con Chinnici che cerca i movimenti lì davanti per la Fiura, aggancio non perfetto, La Russa con l'esterno, poi Eterno in mezzo così gira, in mezzo a 2, riesce anche a passare un piccolo rimpallo, poi Lopez mette una pezza con la punta, palla fuori e dunque rimessa laterale ancora per il Jason. Orlando va in avanti, il portiere esperto numero 12, vice capitano di questa formazione tra l'altro. Orlando può calciare, poi cerca l'imbucata in mezzo, si gira Ficini, non si passa con Lorenzo Lopez, poi Chinnici si complica tanto la vita, riesce anche a uscire, Lopez di testa, Eterno la mette giù con un controllo incredibile, poi la Fiora, tutto regolare questa volta, lotta con il fisico Ficini ed anche la meglio sul capitano rosanero, il dribbling ottimo di Ficini, grande il suo ingresso, vuole il secondo ma non passa con Catania. La Fiora rientra il capitano, si gioca un po' con il cronometro adesso, Chinnici, le finte classica di Chinnici che poi la tocca verso Catania, buon lavoro ancora una volta andare incontro al numero 10 e una rimessa laterale, non sappiamo ancora quanto manchi ma siamo già al 63esimo, crediamo poco. La Fiura spalla alla porta, vediamo cosa fa, prova il passaggio ma va bene così perché vince 3-5 il Palermo Futsal Club, l'esordio è perfetto della nuova categoria, la C2 si apre con i 3 punti del Palermo Futsal Club. Una grande partita, ci suggeriscono effettivamente i tifosi comicini, buona la prima per i rosaneri del presidente Pazzaia e del mister Natale Gentile che vincono in un campo molto ostico come quello del Jason, che comunque ha dimostrato di essere una formazione molto valida, però la caparbietà e l'entusiasmo dei rosaneri e veramente quello di un roster super ha permesso di iniziare in maniera perfetta il nuovo campionato con il risultato di 3-5. Noi come sempre invece vi ringraziamo per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Gendoso di Sportissimo è tutto, vi ringrazio e alla prossima.